Domenica 3 agosto, Santa Lidia. È il 215° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 150 al termine. Il sole sorge alle 5:57 e tramonta alle 20:36. La luna si leva alle 13:23 e tramonta alle 23:52. Davanti alle mura di Padova, assediata dagli spagnoli, si presenta il capitano Gerolamo da Valenza, che si dichiara pronto a sfidare ad uno i difensori della città. L'arsenalotto Damiano Colliva esce da Porta Santa Croce, armato solo di spada e scudo, e dopo mezz'ora di accanito combattimento stende a terra il tracotante spagnolo con 2 poderosi fendenti alla testa. Le previsioni per domani. Al primo mattino possibili foschie, locali nebbie o nubi basse in pianura e qualche nube bassa nelle valli con cielo sereno o poco nuvoloso in quota. In seguito tempo variabile con schiarite anche ampie, alternate ad annuvolamenti cumuliformi, specie al pomeriggio in prossimità dei rilievi. Precipitazioni. Nella prima parte della giornata generalmente assenti, dalle ore centrali probabilità in aumento in montagna, specie sulle zone dolomitiche fino a medio-bassa di piovaschi, rovesci o occasionali temporali. In pianura la probabilità di precipitazioni resterà nulla o molto bassa. Temperature. Massime in aumento, specie in pianura, minime in calo in montagna, stazionarie in pianura.